Ogni botto è un'esplosione di paura. In primo piano, il musetto terrorizzato di un cagnolino. Empa Padova, con questa immagine, come ogni anno, cerca di sensibilizzare la popolazione a non sparare i botti di Capodanno, che sono un fattore di terrore per gli animali. Serve una legge nazionale, chiede Empa. Alcuni comuni del Padovano, come Selvazzano e Cadoneghe, hanno disposto delle ordinanze per vietare lo sparo dei petardi e fuochi d'artificio. In particolare a Selvazzano l'ordinanza resterà in vigore fino al 6 di gennaio e vieta l'accensione e lanci di botti in tutte le aree pubbliche. Anche il sindaco di Padova chiede con un post su Facebook di festeggiare senza esplosioni di botti. Si può andare da una paura improvvisa fino a cose ben più gravi, che possono essere, ad esempio, attacchi di panico, fughe in animali non ben detenuti in casa o anche animali che possano diventare aggressivi per una reazione da irritazione, da paura grave. Anche la Lega Nazionale di Difesa del Cane invita al rispetto, ai padroni il consiglio di non lasciare a casa da soli gli animali domestici, di chiudere bene finestre e persiane per insonorizzare l'ambiente. Ogni anno, si assistono poi a problemi sia fisici che comportamentali, sia nei nostri animali domestici, ma anche bisognerebbe cominciare a pensare alla fauna selvatica che ne risente, in modo importante. I fuochi d'artificio sono oggettivamente un problema, al di là del fatto del consiglio di non utilizzarli, sarebbe bene magari anche incentivare lo sviluppo di fuochi d'artificio con un livello sonoro meno impattante o magari, ancora meglio, senza proprio, diciamo, il classico botto.